Siamo live. Siamo live. Sì, niente, per sbaglio. Un buon pomeriggio a tutti amici appassionati di calcio dilettantistico, in diretta dal Salvatore Favazza di Terrasini, qui Antonio Massaro che vi parla. Match tra Partinico Audace e Cus Palermo, oggi in programma alle ore 3, valido per la 18ª giornata del girone A di promozione siciliana. Due squadre che nell'ultimo turno non sono riuscite ad agguantare la vittoria. Il Partinico Audace è sconfitto dal Camarate in quelle di San Giovanni Gemini, mentre il Cus Palermo di mister Zappa Vigna reduce dal pareggio interno contro il Casteltermini. Due squadre che ambiscono almeno a un posto al sole, un posto ai playoff. È chiaro che il distacco è ancora molto, soprattutto per il Partinico Audace, che è distaccato dal Marsala di ben 8 punti, e questo sicuramente non è un bene rispetto al reale obiettivo dei ragazzi di Abbenante, che hanno trovato diversi innesti nel mercato invernale. Li abbiamo presentati in tutte le salse nel corso delle scorse partite, oltre che dei comunicati stampa.
squadre che si schierano sul rettangolo verde. Arbitra il signor Lamalfa della sezione di Palermo. Sembra essere tutto pronto per l'inizio della sfida. Gli assistenti, il signor Roma e il signor Vesco della sezione di Trapani, controllano le due porte. Sembra tutto ok, quindi sì, preparano anche loro a dare il via a questa partita con il Cus Palermo che giocherà il primo pallone. Fischia il direttore di gara, inizia ufficialmente Partinica Audace contro Cus Palermo con i Cussini che, come detto, muovono il primo pallone. Cus Palermo che, tra le altre cose, oggi si schiera con Insena Trepali, Cincotta, Vinci, Liga, Adeola, Carollo, Castignola, Messina, Andolina, Russo e Lavardera, rimessa laterale in favore proprio degli ospiti con Cincotta a battere. Partinica Audace che invece torna alle origini, torna al suo 4-3-3, in porta Cascione, Filie Viscuso in mezzo, terzini Maranzano e Cusuman, tanto qui proprio Filia a liberare un pallone un po' pericoloso a centrocampo. È ritornato Alessandro Scrozzo oggi con la fascia di capitano al braccio, poi coadiuvato dal solito Angelo D'Amico davanti alla difesa e Giorgio Pulizzi che sembra essere Daniel Longo, l'esterno offensivo oggi, ma i due possono tranquillamente scambiarsi di ruolo. Partinica Audace che riconquista palla con Maranzano e ricordiamo che là davanti ci sono Scardina, appunto Longo e De Luca. Lancio rinviato da Insenna, poi fallo ai danni di Pulizzi. Allora il match prende ritmo, mettiamoci comodi perché la partita è super importante per due squadre che si dividono la parte centrale della gradatoria. Partinica Audace nono, Cus settimo, intanto un cross subito per De Luca, pericoloso il Partinica Audace. Torna a gestire palla il Cus con Adeola, D'Amico, grande intercetto da parte del 4 e quasi diventa un assist per Agostino De Luca, attaccante che nell'ultima partita non è riuscito a segnare dopo i gol segnati a San Vito e Parmonval. Intanto bella la sponda proprio del 9 per D'Amico, i due stanno lavorando molto bene, ma fischiato fuori gioco. Si riparte da rimessa dal fondo, vista la posizione, con Insena a battere. Tra le altre cose, il portiere del Cus, arrivato nella sessione invernale, ha giocato nelle Bagheria fino all'anno scorso in prima categoria, poi la promozione proprio in questo campionato, anche se non ha trovato spazio, infatti ha deciso di tornare al Cus. Intanto ancora Partinica Audace con Scardina che verticalizza, poi D'Amico che recupera. Hanno iniziato in modo molto aggressivo i ragazzi di Abenante la fase di non possesso, apre tutto Longo dove c'è Cusumano, cross a memoria per De Luca, salvataggio sulla linea del capitano del Cus, grande intervento da parte di Carollo, ma insistono i ragazzi di Abenante. Maranzano per andare Scardina, subito un'opportunità per il Partinica Audace con la testa di De Luca che è illuso un po' tutti, sembrava averla insaccata il numero 9 col suo colpo di testa, andando ad anticipare anche Insenna, match importante soprattutto per il Partinica Audace che vuole riscattare la sconfitta contro il Camerata. È cercato D'Amico, sta arrivando anche De Luca, il Cus libera la sfera e allora Filì, un po' ingenuo, commette fallo, subito richiamato dal direttore di gara, l'ex difensore di Casteldaccio e super giovane Castelbuono, che è arrivato in estate al Partinica Audace dopo aver vinto 2 volte consecutivamente i playoff di promozione. Ci proverà anche con questa maglia, anche se non è semplicissimo insediarsi nella zona nobile della classifica per i ragazzi di Abenante. Tanto batte Cincotta, altro giocatore importante per questa squadra, il classe 97 che ha regalato la rimessa laterale. Tanto Partinica Audace che rischia un po' con Cusumano, si è allungato un po' troppo il pallone, ma alla fine la sfera è uscita e per fortuna dei neroverdi il possesso resta loro. Cusumano prova una serie di scambi veloci con Scrozzo,
Altra rimessa stavolta è Cussina. Riconquista palla il Partinico. Fili. Maranzano verticalizza bene nello spazio per Pulizzi, che allora prova ad andare, intercettato però da Capitan Carollo, che poi si propone in avanti insieme a tutti i suoi compagni. Occasione per il Cus adesso con il cross di Lavardera. Murato però si difende il Partinico Audace e poi Maranzano con protagonismo si allunga palla. Ha provato ad andare Riccardo Maranzano, ha voluto strafare. Allora ancora Cus, rimessa di Cincotta intercettata da Pulizzi, poi Scrozzo prolunga per Cusumano, avanza il Partinico Audace, gioca a memoria Longo per Scrozzo, poi Viscuso a travolgere giocatore del Cus Palermo, fallo e quindi calcio di punizione in favore della squadra ospite. Sembra voler battere a Deola, no, si allontana. E allora vediamo l'impostazione dei ragazzi di mister Zappavigna. Carollo verticalizza, Andolina a cucire il gioco, sempre ospiti in possesso. La riconquista di Maranzano, prova a ripartire il Partinico Audace, intercetta Cincotta. Bella idea da parte di Russo. La palla è facile per Cascione, che poi rinvia in maniera troppo frenetica. Cioè, all'indirizzo di Longo era il suo lancio, ma era molto difficile servirlo in quelle condizioni. Nel frattempo la pressione del Partinico Audace, possesso del Cus, l'intercetto di D'Amico, Fili, Longo, Scrozzo, prova ad andare, tocco morbidissimo per Cusumano, che poi può avanzare. Scambio con Longo ancora, buona trama da parte del Partinico Audace, cross in area di rigore, era stato strattonato Agostino De Luca, contatto troppo lieve per il direttore di gara. Comunque funziona bene la catena di destra del Partinico. Mister Abenata chiama alla pressione forte dei suoi ragazzi. La riconquista Longo era regolare solo per un attimo, però adesso c'è da capire a chi è stato fischiato il fallo, ma credo proprio che la punizione sarà battuta dal Cus Palermo. Settimo minuto di gioco, risultato di 0-0, buon ritmo al Favazza. Adeola a cercare Andolina, chiude Viscuso, porta a palla l'ex difensore di Messina e Taranto, che è mancato tanto nella trasferta di Gemini contro il Camarata al Partinico, è rimasto in panchina ma infortunato. Ha giocato infatti Salvatore Scrozzo al suo posto, oggi torna a sedersi in panchina l'uomo più esperto di questo club, fa tra le altre cose anche l'allenatore della Juniores. Nel frattempo ancora Viscuso protegge, resiste la carica praticamente di tutti il 5 e si prende anche il calcio di punizione. Tutto mister Abenante richiama fortemente Cusumano, vuole la testa proiettata alla partita del tecnico ex Mazzara. E allora vediamo Longo a battere questo calcio di punizione. Buona palla da parte dell'ex Cinisi, ma non ci arriva nessuno se non il portiere Insenna. E allora porta palla a Deola, proprio un lancio secco, numero 5 del Cus. Poi ancora pericolosa la formazione di Zappavigna, sempre molto intensa quando attacca. Pressa D'Amico, si sgancia dal centrocampo, aggredito a Deola che rischia di perderla e allora si rifugia in fallo laterale il difensore del Cus, che non è solo un difensore perché allena anche gli allievi del
Cus Palermo l'anno scorso hanno vinto il campionato di allievi regionali, sicuramente un allenatore in campo a tutti gli effetti e nel vero senso della parola per Zappavigna. Rimessa laterale già giocata, Spartini Caudace che pressa e gestisce meno il gioco. Tornato al 4-3-3, mister Abenante ha deciso di richiamare in panchina dopo 2 gare titolare consecutive Gabriele Butera, anzi 3 per l'esattezza, considerando anche Giardinello. Longo, Cusumano, D'Amico, trama fluida del Partini Audace, poi Longo ancora, cross per la testa di De Luca, il pallone arriva a Pulizzi, buono il pallone giocato dall'ex Marineo, poi arriva a Scrozzo e calcia, conclusione murata, e allora contropiede del Cus Palermo, buona intensità da parte di Russo che apre il gioco dove c'è Andolina che calcia, palo, occasionissima per il Cus Palermo, con il palo colpito da Lavardera. Concesso tantissimo in questo contropiede del Partini Caudace ad un passo dall'1-0 la formazione di Zappavigna. Tecnico che l'anno scorso, dopo essere stato esonerato dalla Scarice-Falù, è tornato al Cus, ma non è riuscito a centrare la salvezza in eccellenza. Tanto perde un'altra palla velenosa, il Cus sfiora il gol dell'1-0 ancora una volta, ma era fuori gioco. Ancora con la Lavardera di testa, palla persa folle da Giorgio Pulizzi. Amico al lancio, si fa intercettare il pallone dall'ex Gelbison e allora ancora Cus con Russo che si coordina per calciare, tiro murato, poi Cusumano apre da Maranzano e poi è entrata durissima ai danni di Pulizzi, è primo giallo della partita all'indirizzo di Liga, ammonito il classe 2006 del Cus, ma l'intervento ai danni di Pulizzi è stato orribile. Chiesto l'intervento della panchina. Vai a casa, buffone! Proseguono le proteste dei quelli del Cus, oltre al fatto che Pulizzi si è rialzato solo adesso. Chiaro che il contatto è stato molto duro. Si ripartirà da calcio di punizione in favore del Partini Caudace con D'Amico che batte, però voleva fischiarla lui, il signor Lamalfa, per la sezione di Palermo. Intanto Maranzano prolunga subito per Scardina, rimessa laterale Partini Caudace, pallone Maranzano ha dovuto andarla a rincorrere praticamente. Pronto Maranzano a cercare De Luca, lavora bene di sponda, si prova a inserire Scardina e poi il tiro di Pulizzi, De Luca, doppia conclusione del Partini Caudace, ma fuori gioco ai danni del 9. Prova a sbloccarla con dei lampi il Partini Caudace, con
scambi veloci, dipanati in verticale, come nel caso di Scardina che si è andato a inserire. Tanto rinvio lungo, poi Cusumano mette in difficoltà Filì, deve uscire Cascione. Si alza un campanile, anticipato Maranzano, che è andato a chiudere Messina. Pronto a ripartire dal basso il Partinico Audace con Cascione che la tocca per Viscuso. Si complica un po' una vita, Pulizzi prova a metterci una pezza, ma il Cus rischia parecchio in questa situazione. Occhio a questa doppia coordinazione degli attaccanti palermitani. Il Partinico Audace riparte con Scrozzo. La palla è uscita, non ci arriva Longo. Adeola. Rinvio forte, impreciso. Il difensore del Cus, Maranzano, scambio con Pulizzi. Va da Scrozzo in verticale. Pulizzi ancora. Ha due soluzioni l'ex Real Suttano, scambia bene Scardina con Maranzano, poi Pestone ai danni del 3 del Partinico Audace, che quest'anno aveva la possibilità di iniziare l'eccellenza a Casteldaccia, poi alla fine è rimasto più che tornato al Partinico Audace. Quindi punizione da buona posizione, caricato Longo. C'è diverse soluzioni in area di rigore. Sono salite tutte le torri. Col mancino Longo respinge la difesa del Cus. Poi va subito in pressione l'11 nero-verde. Oggi in tenuta bianca per la precisione. Rimessa laterale affidata al Cus. Pressa Scardina. E poi colpo di testa all'indietro da parte di Messina che vale poco. Visto che già il direttore di gara aveva fischiato fallo. Parte Carollo, difensore che gioca al Cus dal 2016, quindi è sicuramente un punto di riferimento totale per questa società. Ha vestito la maglia del Cus per più di 100 presenze, sia in eccellenza che in promozione, e adesso dovrà fare i conti con l'attacco nero-verde, ma Longo spreca tutto. Ha fatto un buonissimo recupero per il Partinico Audace, poi l'intercetto di D'Amico che è posizionato a centrocampo con questo scopo, possiamo dire così, quello di intervenire su tutti i palloni potenzialmente pericolosi. Intanto Andolina prova a lavorare di sponda, Pulizzi verticalizza Viscuso. Carollo, buona giocata del capitano di questo Cus, poi ha provato ad emulare il compagno russo ma senza esito, poi prova a ripartire il Partinico Audace ma c'è fallo ai danni di Pulizzi. Filì, D'Amico, c'è spazio Scrozzo. Longo, prova un dribbling. Poi De Luca, la palla passa, forse in maniera involontaria. Il taglio di Scardina era buono, ma non arriva a destinazione la sfera. Si era inserito comunque bene il numero 7, classe 2005, che è tra i capocannonieri di questa squadra con 3 gol insieme a Filì, D'Amico e Longo. Intanto ancora Cus pericoloso. Viscuso ci mette una pezza, se la allunga un po'. Maranzano allontana, deve venire a lavorare De Luca, ma riesce Liga a ribattere di testa. Cusumano
Partinico Audace che adesso cerca di menare le danze con più continuità, ma c'è molto equilibrato. De Luca verticalizza per Longo, chiude Adeola e rimessa laterale. Partinico Audace. Cross in mezzo da parte di Cusumano e angolo. Continua ad attaccare il Partinico Audace con una certa costanza, anche se l'opportunità più grande l'ha avuta il Cus con la Vardera. Colpito un palo a cascione battuto. Solo Longo sul punto di battuta, ma c'è Scrozzo molto vicino. Provano uno schema con il Partinico Audace, sembra riuscire, ma Longo è andato al di là. Schema non riuscito. Però gestire il gioco dal basso il Cus con un po' di difficoltà, però Russo controllando Lina, era partito compagno dall'altra parte, ma il Partinico Audace l'ha riconquistata. Polizzi cercare Scardina, Maranzano si era alzato troppo, la palla è uscita, rimessa laterale. Solito incaricato a battere Cincotta, poi prova la sponda che non riesce Russo, giocata male l'ex Alcamo. Maranzano con questa rimessa è andato a cercare direttamente De Luca, poi gamba tesa da parte di Scardina. Vogliono un giallo quelli del Cus. Si riparte da calcio di punizione in favore del Cus, con Carollo caricato a battere. Bal rinvio lungo, Cusumano di testa, poi D'Amico un po' sbilanciato da Russo, ma il direttore di gara lascia correre. Allora il 10 prova a sbizzarrirsi nella tre quarti avversaria, chiude Viscuso, Adeola alza la linea difensiva e anticipa De Luca. Adesso Messina, Cincotta, manovra il Cus, lancio all'indirizzo di Messina, poi c'era un giocatore del Cus che non aveva intenzione di levarsi dai piedi di Fili. Cusumano fallo, adesso ai danni, è calcio di punizione. Match abbastanza falloso adesso. Richiami forti da parte del direttore di gara. Prime indicazioni dalla panchina del Cus con mister Zappavigna che si fa sentire. Per lui 2 dimissioni in carriera, per il tecnico Cussino intendo, prima Marineo, poi Acefalù. Calcio di punizione di Longo, che con il passare degli istanti si faceva sempre più interessante, ma è riuscito a bloccarla l'estremo difensore del Cus. Poi De Luca voleva un accompagnamento migliore in pressione. Buona giocata per Messina, non ci arriva, però è comunque rimessa laterale o calcio d'angolo, capiremo meglio. Abbiamo tante ringhiere, è più una porta che ci offuscano la visuale. Si è rimessa, confermo.
giocata Cincotta, la palla arriva in aria, il tiro alto di Messina, altro brivido per il Partinico Audace. E allora Cascione rimette in gioco questo pallone per Filì, si avvicina a Scrozzo, alla fine lui va alla soluzione centrale dove c'è Scardina, ha provato un tacco De Luca, D'Amico, Maranzano col destro, Cascione a cercare ancora una volta Scardina, palla lunga però, e allora Russo, provato quasi un tiro in porta, Castignola, match che non trova padrone in questo momento, quello tra Cus e Partinico, che all'andata si sono divise la posta in palio, risultato di 0-0. È stata una delle ultime partite della gestione Bellomo. Tanto Partinico Audace che attacca con Maranzano, provato un cross il 3, poi il Cus si salva, si rifugia in rimessa laterale. E allora osserviamo questa rimessa laterale in zona d'attacco, battuta da Maranzano, a cercare D'Amico, la palla arriva prima De Luca, poi a Longo. Sì, non era Longo, ma era Scrozzo. Ecco che c'è stato un fischio e quindi il gioco è stato interrotto. Però De Luca, per un attimo, ha fatto ricordare a tutti la rovesciata con la Parmonval. Sembrava la stessa situazione. È mancato veramente quel centimetro. Anche se il gioco è fermo, quindi non sarebbe stato valido in caso di gol. Rinvio lungo del numero 1 del Cus, anticipato da Amico, non Filì. Tanto Lima ha giocato questa palla all'indietro pericolosa come a questo lancio all'indirizzo di Endolino, ma Cascione è stato bravo a prendere posizione in avanti. Maranzano, Scardina, spara alla porta, lavora bene il Partinico Audace in possesso, D'Amico prova a farlo uscire pulita, ma Cincotto è stato più bravo di lui. Tanto Endolino dolorante dopo il contatto con Viscuso, intanto Cusumano crea superiorità, buono il lancio per De Luca, esce molto bene. Adeola, il rinvio a cercare la Vardera, grande controllo del top player del Cus, ancora l'11, serie di dribbling infermabile, e allora c'è spazio anche per calciare dopo lo scambio con Andolina, sempre la Vardera, non lo fermano nessuno e poi Cascione deve metterci una pezza, ma è chiaro che questo giocatore in promozione non c'entra nulla, vista una carriera intera in Serie D. Infatti non a caso è il capocannoniere del Cus con 8 gol. Vestito a maglie di un certo tipo, come quelle di Cosenza. Gelbison, rotonda. Tanto De Luca lavora di sponda, voleva fallo il 9. Tanto Filì, Maranzano non riesce a tenerla in campo perché il guardaline alza la bandierina. Viscuso chiude e rinvia. Cus che adesso prende metri in avanti, lotta Viscuso, la Verdera torna, Da Vinci che va da Liga, il lancio del play Cussino, palla sul fondo. Casciano la lascia a Viscuso,
chiude bene Vinci, la palla era l'indirizzo di Longo. Pronto Cusumano a battere questa rimessa. Prende un po' di tempo, poi alla fine va a cercare De Luca, ma viene chiusa da Liga questa palla. Sempre Cusumano. Pulizzi. Cusumano manovra il Partinico audace, il Cus aspetta. Longo, buona l'idea, ma nel controllo ci aveva provato Scrozzo a cercarlo. Poi Cusumano di prima a cercare Scardina, si propone sulla sinistra Maranzano. Pensa al cross, la palla è per Longo, ma arriva De Luca. Prova a coordinarsi De Luca, alla fine prolunga di testa per Pulizzi. Forse ha voluto strafare il Partinico audace in questa circostanza. E si innesca anche il contropiede del Cus con Carollo che sbaglia. E allora Viscuso per vie orizzontali da Pulizzi. Torna indietro da Cascione. Palla per Viscuso. Alza la palla e va da Maranzano. Scontro tra Liga e Pulizzi, resta a terra l'ex Real Suttano, si sta toccando la testa e da regolamento andrebbe fermato il gioco. Poi esce Viscuso e chiude tutto. Quindi calcio di punizione alla mezz'ora, già superata, in favore del Cus. Sul punto di battuta c'è Russo, questo è 98, che in 2 anni di eccellenza ha fatto più di 20 gol. Costruisce la sua barriera Cascione. C'è anche Carollo che è un'opzione, nonostante il suo ruolo di difensore. Si tarda un po' a battere, c'è stato un battibecco tra Viscuso e Adeola, credo, e il direttore di gara. Tanto Adeola si lascia cadere, ma la punizione viene battuta con Carollo che cerca di sorprendere Cascione, ma ci vuole qualcosina in più per fermare l'estremo difensore del Partinico audace. Tanto brutta entrata di su Maranzano. Torna a gestire palla il Partinico dopo questa situazione. Viscuso ha cercato Scardina, però controlla molto bene il 2 nero, giallo, rosso. Questi sono i colori del Cus Palermo. Tanto De Luca riesce a lavorare nel migliore dei modi questo pallone perché arriva a Scardina. Poi Pulizzi, cercato Scrozzo, colpetto, contatto in area di rigore. Non c'è nulla per il direttore di gara, ha il fischietto in bocca, ma per fischiare qualcosa che è successo nella linea laterale. Neanche a linea laterale, perché comunque si è fischiato un fallo al limite in attacco al Partinico, difficile comprenderne la dinamica. 11 alla fine di questo primo tempo, un po' bruttino, anche se il ritmo non manca. Liga si complica un po' la vita
e infatti regala palla a Longo, prova ad andare l'11, dribbling, lo lascia sul posto, buon mancino da parte di Longo, palla sopra la traversa. La pressione funziona, c'è da applicarla sempre con maggiore convinzione. Aveva spazio l'ex Cinisi, preferito calciare subito. Non ha creato tantissime opportunità la squadra di casa, ma sicuramente qualcosa ha avuto. Nel frattempo arriva il rinvio da parte di Insenna, poi Partinico Audace ribatte e pressa. Adeula rinvia. Ancora Longo. Adeula controlla la pressione di De Luca, regge l'urto il numero 5. Insenna prova a rifugiarsi con il controllo di petto di Vinci, che poi porta palla. Buona giocata del 2004, la sponda di Russo chiude tutto. Pulizzi col aiuto di Fili. Rimessa Partinico Audace. Pronto Maranzano, battere questa rimessa. Tanto guida i suoi, mister Benantacchi da lontano. De Luca di testa, ma non c'è nessuno. D'Amico, scardina, scivola sulla palla. Non c'è nessun fallo. E allora Deula. Russo. Prova a centrarsi, ancora Russo. Sembra infermabile. Bella giocata in verticale, chiude in modo monumentale Viscuso. Poi la fa uscire bene Cusumano la palla. D'Amico ha cerchiato da tre avversari. E allora il tiro di Russo, murato da Fili. Fallo ai danni di D'Amico, che calcio di punizione, ma è ovvio che ci sia qualcosa da rivedere in questa uscita a palla. Forse servirebbe un maggior apporto da parte di Scrozzo e fidare meno queste prime giocate in uscita ad Amico, che ha altre caratteristiche. D'Amico poggia Viscuso, apre da Cusumano, tocco all'indietro, Viscuso in difficoltà, allora deve rinviare. Poi Pulizzi, c'è la giocata per Longo e allora Longo va fino in fondo! Il miracolo di Insenna ad un passo all'1-0. Il Partinico Audace, grandissima occasione, la più ghiotta della partita. Si è opposto da grande portiere qual è Gianluca Insenna, che ha già lavorato con mister Zappavigna in passato all'Ascari Cefalù in promozione. Tanto si riparte dalla bandierina. Cross di Scrozzo sul secondo palo, forse troppo. E allora Vinci allontana. Provato ad andarsene alla Vardera. Cusumano sembra averne di più. Fili. Prolunga per Cusumano. Fallo però ai danni dell'ex Casteldaccia. Viscuso. Pensa addirittura a un tiro Viscuso. Poi occhio perché Maranzano era stato lasciato da solo a uomo sul riferimento più alto dell'attacco del Cus. Rimessa laterale in favore del Partinico Audace, batte Cusumano. Longo. Pulizzi, si prende un altro fallo e altro giallo. Per Messina. Per un attimo forse qualcuno l'ha scambiato con Liga, che era già stato ammonito. Ma è stato il numero 8 della compagine palermitana. Ma Pulizzi è stato molto, molto scaltro, molto furbo nel prendersi questo fallo. Sicuramente sta crescendo il Partinico Audace in questo finale di primo tempo, creando più di un pericolo.
E allora vediamo questo calcio di punizione battuto da Longo a cercare De Luca, la palla passa, il colpo di testa di De Luca per D'Amico, prova a aggredire subito in avanti il Partinico Audace e tenere l'azione in offensiva, ma credo che dovrà difendere perché il Cus in qualche modo è ripartito, solo per un attimo però. Cusumano, Longo, c'è D'Amico, servito, il cross troppo all'indirizzo di Insenna. Fili a marcare a uomo Mandolina, vince il rimpallo il 9 ma Pulizzi ripulisce. Maranzano, Scardina, Pulizzi, il lancio verso Longo, buon l'aggancio, c'è De Luca in aria, Longo, zona tiro, buona giocata individuale, poi non riesce a mettere la palla nello spazio, forse sarebbe stato gradito un tiro qui dagli spazi del Favazza. Aveva tutte le qualità per pungere e fare male. Rimessa laterale Partinico, batte Cusumano, Viscuso, Filì, porta palla, si prende un rischio e alla fine la perde ed è un regalo per il Cus. E allora la Vardera, zona cross, salva tutto Filì, però adesso il centrocampo non esiste ed si è allungato il club nero-verde e il Cus prova ad approfittarne. Nel momento di venire il Partinico, Filì ha creato il patema più grosso perché il Cus in questa ripartenza poteva sicuramente ammazzare psicologicamente il Partinico Audace. Poi Cincotta approfitta del fallo di Scardina, tanto Liga, apertura del 4, sempre Cus in possesso di palla, Russo, Vinci, il cross in aria, blocca Cascione, Maranzano, Scardina, Maranzano, D'Amico, Pulizzi, c'è tanto traffico, però Pulizzi regge a tutte le cariche degli avversari e si prende l'ennesima punizione di questa partita. Pulizzi, è partito De Luca, servito Scardina, prova a puntare due avversari, ne ha quasi tre, poi cross, ma De Luca era da tutt'altra parte. Carollo, la pressione del Partinico Audace con De Luca, poi Fili, sempre stretto, lo tiene alla Verdera, poi Adeola, pensa alla verticalizzazione, ci prova ma regala palla a Pulizzi, si è buttato nello spazio lungo dall'altra parte, tocco corto per Scrozzo, Cusumano, Longo, e occhio a questa ripartenza Cussina con Viscuso che fa una grande chiusura su Vinci, non si passa. E allora altro ribaltamento di fronte con D'Amico, palla fuori però. E Abenante calcia addirittura, è impazzito il mister nero-verde, non accetta certi errori e ci sta. Occhio a questo errore della difesa del Cus e quasi ne approfitta Scardina. Pulizzi prova a dare linfa a questa azione, ancora Pulizzi che quasi imbuca Scardina, poi Scrozzo, sempre Scardina, forse c'è stata una gamba tesa ai suoi danni, sempre per dettagli questa palla non passa, poi D'Amico quasi combina un pasticcio con Viscuso che aveva preso questa palla. Occhio perché il lancio non sembrava male all'inizio, ma la palla poi è uscita. Un minuto, poi ci sarà recupero. Scrozzo, passa in mezzo ai due avversari, ma il guardaline ha segnalato un fallo.
al direttore di gara. Adesso Longo va a dire qualcosa a entrambi. Confronto abbastanza acceso tra De Luca e il direttore di gara. Adeola. Batte. Discusso di testa. D'Amico intercetta, ma non benissimo. Si era buttato nello spazio Andolina, l'aveva visto Castignola. Partinico adesso gioca subito. Scrozzo, De Luca. Partono centrocampisti e attaccanti. De Luca regge, avanza il 9, passa in mezzo a 2, poi viene messo giù. Voleva fallo. Guadagnata rimessa. Dice che può bastare così per quanto concerne questo primo tempo il direttore di gara. Partinico Audace, Cus Palermo 0-0, risultato più che giusto per quanto si è visto, anche se 1-1 poteva starci, visto che il Cus ha preso un palo e Longo ha sfiorato il gol. Noi vi invitiamo a restare con noi perché torniamo tra poco, ci prendiamo solo una piccola pausa. Una vittoria fondamentale per il vostro campionato, per l'ambiente, per i vostri tifosi che anche oggi vi hanno seguito. Qual è la cosa che si porta dietro più di tutte da questa partita? Ma la cosa che mi porto dietro è che questi ragazzi mi sorprendono tutti i giorni e oggi ancora di più, perché credo che già sapevamo che era una partita difficile contro la prima in classifica e partire due minuti e trovarsi sotto di un gol non era facile, invece devo dire che loro con tanta caparbietà, tanta voglia hanno cominciato a giocare come sappiamo giocare, abbiamo pareggiato la partita credo meritatamente e alla fine siamo riusciti a portare a casa questi 3 punti che sono fondamentali e credo che agli occhi di tutti abbiamo dimostrato di essere anche noi una grande squadra perché abbiamo meritato secondo me di vincere, perché oltre ad aver fatto anche il secondo gol potevamo fare anche il terzo e chiudere la partita. Cosa mi lascia? Sicuramente mi lascia un po' la speranza di continuare e di sperare in questo campionato, anche perché la Nissa in 19 partite ha perso solo una partita e ne ha pareggiata una, quindi anche 3 punti possono essere anche tanti, però mancano ancora 11 partite, nel calcio può succedere qualsiasi cosa, noi dobbiamo essere bravi a continuare come abbiamo fatto in precedenza con i 6 punti, a continuare anche adesso che siamo a 3 punti perché ci vogliamo credere fino in fondo. Ecco, lei ha fatto un accenno all'aspetto mentale, la sua squadra è andata sotto dopo 1 minuto e 13 circa di partita, forse ecco questa è la componente che può aiutare il Favara nel finale di stagione, è un aspetto mentale su cui lavorate, su cui avete dimostrato di essere in partita e soprattutto siete stati bravi appunto a rientrarci in partita nonostante all'inizio con questo stadio, shock, voi comunque avete ripreso la partita e l'avete portata a casa. Sì, ha detto bene, però devo dire che i ragazzi erano già abbastanza concentrati e non solo concentrati, avevamo quella serenità giusta di affrontare una partita difficile. E questo sicuramente ha fatto sì che dopo aver subito il gol con la stessa serenità abbiamo cominciato a giocare, a mettere palla a terra, a giocare, a tenere il possesso palla perché credo che oggi sotto l'aspetto della gestione della palla l'abbiamo fatto anche abbastanza bene
e quella secondo me è anche la nostra forza, anche se poi abbiamo dei giocatori che possono cambiare la partita, e piano piano siamo riusciti a raddrizzare quella partita, poi abbiamo preso un coraggio credo immenso perché ci abbiamo sempre creduto, ci credevamo prima, ci abbiamo sempre creduto anche durante la partita e poi alla fine abbiamo portato a casa questa vittoria che per noi e per i nostri tifosi che ci hanno seguito, per la società, è una cosa importante. Per concludere, mister, preferisce ringraziare i tifosi per essere venuti qui a Caltanissetta o invitarli al prossimo appuntamento a riempire il vostro stadio? Ma io li ringrazio sempre perché non solo vengono a Caltanissetta ma vengono in tutti i posti, ci seguono sempre, ci danno sempre una grossa mano, credo che sia una cosa anche normale arrivato a questo punto perché i primi loro ci credono in questo progetto che è partito il 1° d'agosto. È anche vero che siamo anche 3 punti dietro in classifica, io spero che di domenica di trovare il campo di Favara pieno perché abbiamo bisogno veramente anche di loro. Siamo con il match winner di questa partita, Lucarelli. Che emozione si prova a realizzare un gol così importante, a correre sotto il settore ospiti pieno di tuoi tifosi? Sì, come dici tu è stata un'emozione bellissima che capita una volta ogni tanto e quindi sono molto contento anche se ho fatto tutto il campo ma c'avevo i crampi quindi non potevo andare di più. Però sono molto contento per la squadra e per i tifosi che ci hanno seguito in tanti. 3 punti che vi avvicinano alla Nissa, -3 adesso in classifica, questo Favara ci crede? Sì, certo che ci crede, siamo venuti qui a vincere la partita perché se non vincevamo la partita il campionato era finito. Abbiamo giocato e penso che si è visto come il Favara gioca a calcio. I vostri tifosi anche oggi presenti in massa, 450 biglietti venduti, che messaggio gli date anche in vista del finale di stagione, 11 partite alla fine? No, sì, ma i tifosi sono stati sempre presenti, sia in casa che fuori casa. Ricominciare a vincere, a crescere, ricominciare soprattutto a credere in se stessi. Buonasera da Castelbuono, dallo stadio Luigi Failla, si ritorna qui dopo l'ultima gara disputata il 7 di gennaio contro il Furgatore. Parte Arenoso, il pallone in mezzo al gol, Pennisi, la super giovane Castelbuono avanti, Tancredi Pennisi, Lacitano. Ricordiamo che oggi potrebbero anche andare ad un punto dal Mazzara qualora l'Accademia Trapani riuscisse a sbancare il Dino Vaccara. Cercare scusate, poi Torres prova a passare, pallone per Altieri, nuovamente Torres, la parata da parte di Bene, c'era stata una grande costruzione da Torres e Altieri. Diatus va in profondità a cercare Diallo, posizione regolare di Diallo, Diallo si allunga il pallone, Diallo fuori di niente, calcio d'angolo. Fischia l'arbitro, parte Ciancimino, pareggia il Mazzara. 1-1 il gol da parte di Girolamo Ciancimino, 42esimo. Parte il calcio di punizione per la conclusione, parata bassa davanti il Fagone. Seguendo la formazione più offensiva, Belecco prova a passare, il pallone per Grandis, Grandis potrebbe concludere, il pallone per Diallo, calcia Diallo, il pallone è ribattuto e poi Franchelli non riesce. Per il destro da parte di Amisi è buona qui il pallone per Gomez, Gomez che può appuntare a Reynoso, Gomez mette il pallone in mezzo, arriva il 2-1 del Mazzara con la deviazione del colpo di testa da parte di Alassia, se non sbaglio. Parte il calcio d'angolo, 3-1 Mazzara. Amisi trova il gol del 3-1. Il pallone per Torres, 1 contro 1 di Torres che se la sposta sul destro, ma la conclusione, la parata da parte di Neve, di Bene, Arenoso. Alla alta, colpo di testa di Pardo. Si decidono dal niente, intanto Garofalo
Va a cercare profondità Franchelli che passa, Franchelli mette il pallone, Pardo! Riapre Pardo, 2-3, Giulio Pardo, il Leopardo delle Nevi, terzo gol contro il Mazzara, giallo intanto per bene. Il metodo di valutazione, intanto Grandis prova ad avanzare, Grandis il pallone dentro, Torres, la parata da parte di Bene. Parte il calcio di punizione di Arenoso che metterà questo pallone nuovamente dentro. Arenoso, palla dentro e colpo di testa, bene, mostruoso su Garopalo. Altra parte ancora Arenoso, conclusione, palla alta, non c'è stata deviazione, finisce qui il Mazzara, vince la prima partita del l'Era Marino, vince per 3-2, le reti da parte di Ciancimino, Martel e Yamisi.
Siamo tornati, sempre qui al Salvatore Favazza di Terrasini, risultato fermo sullo 0-0, un primo tempo tra Partinica Audace e Cus Palermo. Sicuramente abbiamo visto partite migliori sul piano di gioco e occasioni, però quello che possiamo dire con certezza è che la formazione nero-verde, come quella del Cus, avrebbero potuto e meritato di segnare. Partinico con Longo, quel miracolo di Insenna, sicuramente la dice lunga in questo senso, come il palo colpito dalla Vardera ancora prima del finale positivo dei ragazzi di Abenante, che si sono già schierati in campo, non sembrano in programma sostituzioni, ambe due le parti. Tanto chiacchierano mister Abenante e mister Zappavigna. Già, prepariamo il tutto per raccontarvi questa ripresa e segnaliamo il fatto che ha cominciato a scaldarsi Anselmo, quindi opzione a centrocampo, classe 2003, che può giocare sia davanti alla difesa che come mezzala. È chiaro che Scrozzo rientra dopo diverse partite di stop, quindi potrebbe aver bisogno di un cambio. Nel frattempo il direttore di gara dice che Partinica Audace e Cus Palermo possono giocare. Subito una rimessa laterale in favore del Partinica Audace con Maranzano che va a cercare De Luca. Buon lavoro di sponda da parte dell'ex Marineo, prova ad andare Scardina, lo chiude brillantemente Adeula, si propone in avanti D'Amico, c'è la soluzione orizzontale che si chiama Cusumano, il cross scivolata ai suoi danni, lascia giocare il direttore di gara. D'Amico vince il contrasto, Scrozzo ripulisce, Cusumano si è già rialzato, il cross, ci arriva Scardina che calcia con forza, poi Scrozzo, altro rimpallo, pallone allontanato, Pulizzi! Ha iniziato bene il Partinica Audace, non è passato neanche un giro d'orologio e già i ragazzi di Abenante hanno calciato in porta con il numero 10 Giorgio Pulizzi, che in questa nuova avventura a tinte nero-verdi ha segnato un solo gol, quello di Carini contro Liccarense. Tanto fallo. Adeula. Poi Filì la lascia scorrere, deve chiudere Cusumano, arriva Vinci, anche il Cus stesso vuole dire la sua. Liga, buona palla all'indirizzo di Andolina, Viscuso, sempre pronto a chiudere, poi prova ad andare via Russo, chiude ancora Viscuso, si va dalla bandierina, calcio d'angolo. Adesso è il Cus ad attaccare, nel frattempo si scaldano in tre, sponda ospite. Marcano quelli del Partinico Audace, cross sul primo palo liberato da De Luca, prova a ripartire Partinico con Longo, ma continua a ribattere Castignola, poi fallo di Adeula, no, per il direttore di gara, e allora deve lottare Maranzano, va via Adeula, la scivolata di Maranzano, fischia fallo il direttore di gara, è giallo per Riccardo Maranzano, ma il fallo sembrava al contrario e c'era prima. Due uomini sul punto di battuta per il Cus, ma adesso viene lasciato solo Russo.
che si prende lui la responsabilità di calciarlo. Il cross, la palla arriva sui piedi di Andolina da Amico e poi Viscuso allontana. Rischia tantissimo il Partinico Audace. Altra situazione favorevole al CUS. Rimessa laterale affidata a Cincotta. Gioca in area, difende D'Amico, prova a girarsi. Ancora una volta Andolina. La palla finisce fuori. Altra situazione pericolosa all'indirizzo di Cascione, che però non è chiamato ad intervenire. Sembra essere partito forte il Partinico, poi qualcosa il CUS l'ha creata. Intanto è stato mandato a scaldare anche Salvatore Scrozzo, che è chiaro che in questa seconda parte di stagione diventa un'opportunità per mister Abenante in termini di esperienza, carisma, tanto altro. Intanto Cascione rinvia male. Gioca Vinci, cercare Andolina. Longo, D'Amico, apre da Scardina, però sale Maranzano, prova ad andare il 3, chiuso da Cincotta, che poi va a cercare Andolina, chiude Viscuso. Calcio d'angolo per il CUS. Continua a soffrire la squadra Benat. Altra opportunità dalla bandierina per la squadra di Zappavigna. Tanti saltatori per i giallorossi. Palla in area allontanata da Cusumano, fallo in attacco, quindi respira il club di casa, che è un po' in affanno. Viscuso. Serie di finte. Poi Maranzano. Pulizzi. D'Amico. Viscuso. Apre dove non c'è nessuno. Liga. Cincotta. Bene, fili di testa, ma fischiato fallo. Un po' di dubbi su dove battere questo calcio di punizione. Punizione battuta adesso, la palla arriva al limite, Andolina, lavora di sponda per Russo. Si stregge il 10. Vinci. Per vie orizzontali. Liga. Apre bene il 2006. Poi Messina, controlla. Prova a intercettare Scardina, beffato. Viene dentro al campo, Cincotta. Fili, allontana, prova a risalire il campo Scardina, ma la palla è uscita. Tanto Russo ha provato ad andare direttamente in verticale, ma la Vardera non era posizionato. Cascione. Viscuso porta palla molto bene, rischia un po', poi va per vie orizzontali da Maranzano.
il lancio per nessuno. Cercato Vinci, prova l'anticipo Scrozzo, fa le danni di Cusumano, calcio di punizione. Dai Sandro! Perde un po' di tempo il Cus prima di far battere la punizione al Partinico Audace. Nel frattempo se ne incarica Viscuso, che torna da Filì. C'è Maranzano, Vai, vai, oh, entriamo! si butta Pulizzi nello spazio, buona giocata del 3, meno il controllo di Pulizzi, poi bravo Scardina, Pulizzi, zona tiro, servito De Luca, ma il rimpallo è a sfavore Venero Verdi. L'amico di testa si deve alzare Scardina, si rifugia con questa giocata alla cieca Cincotta. Partinico Audace che somministra Pulizzi, Viscuso, Arriva! Cusumano anticipato, Vinci e quindi ripartenza Lavardera, lotta Cusumano, si rimette in piedi il 2, sempre Lavardera, non gli si leva mai la palla, e allora Castignola, il rinvio, chiude Filì, arriva ancora Lavardera, altro duello con Cusumano, stavolta alla meglio l'ex Castellammare, giocata per Scrozzo, De Luca, Scrozzo ancora, c'è Scardina, buona giocata del capitano del Partinico Audace, ci arriva il classe 2005, la palla arriva quasi a Longo, invece la blocca in Senna e rinvio, un po' di ritmo c'è, anche qualche buona giocata, ma c'è da trovarla con maggiore continuità, poi Longo, la tira in campo, ma no, dice il guardalinea. La palla deve uscire tutta, Vai stato! Sopra la linea palla lì, oh! era uscita solo una parte. Liga, lo pressa Longo, amministra il gioco il Cus adesso con Vinci, Russo, di scambi, chiuso, poi De Luca, prova a dare una mano, si sbatte tanto per cercare di tenere alti i suoi, rimessa laterale, Partinico Audace. Longo, cercare De Luca, Vinci, sulla seconda però ha ragione Longo, prova un tacco, Scrozzo, apre dalla zona, vuota, Maranzano, prova un dribbling e Scardina che si prende un mezzo pugno, possiamo chiamarlo così. Tanto è pronto Anselmo. E forse anche a Scrozzo. Nel frattempo la punizione viene battuta da Pulizzi, è buona sul secondo palo. Poi la lascia lì in Senna, ma c'è fallo ai suoi danni. Per il resto non si scalda nessuno. Tanto il Cus prova a ripartire dal basso. Porta avanti la pressione il Partinico. Vinci, lancio lungo. Cusumano deve cercare di contenere Andolina. Poi Filì rinvia. Rientrava dal fuorigioco De Luca. Non si può interessare dell'azione. Ha rimandato a scaldare Anselmo. Tento Vinci di testa, Cusumano, altro intercetto, poi la mette fuori Liga, perché c'è un giocatore del Cus a terra, si tratta di Andolina. Sei stato scandaloso, segnali! Che campagna del titolare fa? Buffone! Sopra la linea non la palla! Adesso sì che è il turno di Anselmo, era stato mandato a fare altre due corsette, fuori Scardina, ma non sembra questa situazione o no? No, Scardina
si è preso semplicemente un po' d'acqua, quindi ancora c'è da capire chi verrà sostituito, ma pare essere proprio Scrozzo che lascia la fascia di capitano ad Amico. Quindi spazio per Anselmo. Ma non cambia niente dal punto di vista tattico per il Partinico Audace. Per quanto concerne invece il CUS, esce Andolina, che è l'ultimo ad essersi fatto male. Dovrebbe essere pronto ad entrare in campo con la maglia numero 20 da lì. Rimessa laterale del Partinico Audace, Cusumano la dà a Longo, che restituisce al CUS. Insenna apre con le mani, Carollo al lancio lungo, deve chiudere Maranzano, ci arriva prima la Vardera, lo marca stretto Viscuso, si torna indietro. Da lì gioca il suo primo pallone, cercato Messina nello spazio. Si riparte la rimessa dal fondo per il Partinico Audace. Mandato a scaldare anche Cristian Longo, quindi una soluzione offensiva oltre a Salvatore Scrozzo. Ancora non si è alzato Butere invece. Tanto lancio lungo di Filì che si spegne nel vuoto. Pronto Cincotta. Anticipa bene Filì, poi porta palla Pulizzi, almeno questo era il tentativo. Messo giù. Viscuso. Maranzano. Scambi corti. Pressione efficace del CUS solo per un attimo perché il Partinico Audace è ripartito. Buona idea per De Luca. C'è in aria Longo. De Luca protegge. Tacco per Maranzano che va al cross. Ci arriva Longo ma non se l'è sentita. E allora Cusumano la prolunga in qualche modo, ma l'azione va molto male. Occhio che è lunga, oh! Lunga, oh! Pronto al rinvio in Senna. La prende Cusumano. Rimessa laterale. Vinci la batte. Viscoso l'anticipa la Verdera. Poi Adeo la deve liberare. Filì riconquista palla, non c'è fallo. Lascia correre il direttore di gara, ma chiude Cincotta e quindi abbiamo superato l'ora di gioco. Il risultato ancora non si sblocca, proprio come all'andata. Palla per De Luca anticipato, molto bene da Carollo. La pressione del Partinico Audace è inefficace e anche fallosa, soprattutto per quanto concerne Filì, che ha commesso fallo e concesso punizione al CUS. Con l'ausilio chiaramente del direttore di area deve fischiare e segnalare il tutto. La Vardera. Vinci. La riconquista Anselmo. Prova ad andare. Chiuso. Ma la rimessa è sua. Cusumano. Torna indietro da Viscuso. Pressato. Col mancino. Maranzano. Prolunga. Pulizzi male.
e D'Amico non ci è riuscito neanche. Poi il secondo tentativo dell'ex Real Suttano è efficace, il lancio per Longo, che buono, la tiene in campo, no, preferisce prendersi angolo e allora si riparte alla bandierina. Cross in mezzo sul primo palo, altro angolo, altro giro alla bandierina. Ci riproverà Longo. Cross sul secondo, Insenna la rimette in angolo, ma stavolta dall'altro lato, tanto sembra essere pronto Salvatore Scrozzo, che si è levato anche la tuta. Pronto il corner battuto da Pulizzi, era quasi all'indirizzo della testa di Viscuso. Continua a restare lì il Partinicola, cioè questo è importante. Se ne incarica Maranzano. Palla a cercare direttamente De Luca. Poi il colpo di testa di Pulizzi che termina sul fondo. Buono il tentativo dell'ex Casteldaccia, Real Suttano e Castellana. Totale di 15 gol, soprattutto quelli segnati in prima categoria, 10 dei quali hanno permesso al Real Suttano di vincere i playoff, o almeno questa è stata la partecipazione di Pulizzi a quella cavalcata trionfale della compagine in casacca gialla. Intanto Longo la controlla col petto, poi cerca Anselmo, poi D'Amico non riesce a tenerla. Vinci torna all'indietro, pressa fortissimo Longo, si permette anche una finta Insenna, poi torna da Daula, pressa in maniera asfissiante il Partinico Audace. Adeula rischia di andare fuori, ma la tiene in campo per ad uscire col palleggio il Cus e ci riesce, però Filì non ne vuole sapere di rischiare, la prende col petto e poi la mette fuori. Altro cambio, è il momento di Scrozzo, e da quando era entrato è una delle mosse di mister Abenante che farà uscire Cusumano. Applaudito pubblico al Favazza, quindi è l'ora di Toto Scrozzo. Vediamo se sarà Viscuso o lui stesso a prendersi la corsia di destra. Per il momento non sembra prendersela nessuno. Tanto Filì, Scardina non la prende. Sì, perché Scrozzo per il momento è come se stia facendo il braccetto di sinistra, c'è da capire se è stato cambiato assetto, sembra proprio di sì, perché infatti Scardina fa il quinto, passa a 3 il Partinico, adesso è tutto più chiaro, quindi potrebbe esserci anche un'opportunità per Butera, ma nel frattempo Longo manda in profondità De Luca, esce per Insenna. Rimessa laterale affidata a Maranzano. Mandato a scaldare Butera, infatti. Tanto Maranzano, D'Amico cercato ma non trovato. Poi Pulizzi la ripropone sempre per l'ex Alcamo che calcia. Forse c'era fallo di mano. Nessuna segnalazione da parte della terna arbitrale, ma da qui è difficile capire cosa
sia successo. Poi Fili lungo. Sento due giocatori come Cristian Longo e Gabriele Butera possono dare una mano in questa partita, soprattutto il giovanissimo Longo, gioiellino della Juniores, che contro il Camarat ha avuto una buona occasione. Intanto Scrozzo lancia bene per Longo e poi mandato in porta De Luca, ma sembrava buona, aveva pure fatto fuori in Senna, ma il guardalinee dice di no. Sembrava regolare, ma sicuramente Partinico ci è andato molto bene in questa situazione. Subito una buona palla da parte di Scrozzo. Tanto occhio perché il lato di Scardina è scoperto, esce però Cascione la fa sua. Scrozzo prolunga bene da Maranzano, palla però in pieno petto del 2 del Cus, va giù Scrozzo, forse c'era fallo. Rimessa laterale Cus. Scelta cambiata. Il direttore di gara dice che è del Partinico e mi sa che ha ragione il signor Lamalfa. Tanto Vinci colpisce Anselmo a palla lontana. Adesso la partita sta perdendo di contenuti calcistici e tra un guardalinee che sbaglia e Vinci che colpisce Anselmo a palla lontana, non so cosa è peggio. Il Partinico deve rimanere proiettato sulla partita perché ci sono ancora 20 minuti da giocare. Tanto Russo va via in maniera brillante, ancora il 10 del Cus. Maranzano la riconquista, verticalizza, ma non ci sono maglie bianche. Scardina di testa, non la prende nessuno del Partinico. Poi Anselmo libera, colpo di testa di Liga, poi ancora Anselmo, va per via orizzontali da Maranzano, cercato Longo, in qualche modo l'ha presa e fallo di mano. Calcio di punizione favore del Partinico Audace. Pronto, Pulizzi col destro. Pensato addirittura a un tiro. Tanto il Cus si prende il suo tempo. Manuel, occhio dietro. Il rinvio che arriva adesso. Ribatte la difesa. Colpito De Luca e calcio di punizione. Pulizzi. Valle cross. Altra giocata troppo delicata. Liberata da Carollo. Pronto Maranzano con le mani a cercare Fili. D'Amico, fallo in attacco.
È il momento di Gabriele Butera. Vediamo se prima verrà battuto questo calcio di punizione. Sostituito Pulizzi a sorpresa. E quindi 17 minuti più recupero per l'ex centravanti di Mistretta Cefalù e Castelbuono tra le altre. Queste le sue ultime esperienze prima di tornare a Partinico. Gabriele Butera, protagonista di quella stagione 2017-2018 che l'ha visto capocannoniere delle neroverdi del campionato con quasi 20 gol. Da lì la promozione in eccellenza. Vediamo se oggi riuscirà ad incidere. Subito una palla per lui, giocata da Longo, ma per dettagli non è arrivata all'indirizzo del 14. Intanto Scrozzo, grande chiusura. E poi va per via orizzontale la Scardina che non se l'aspettava. C'è a fare una bella corsa all'indietro. Prova ad andare Moncada, anche lui è appena entrato. Poi la Vardera, occhio al suo destro, Cascione, la inchioda lì. Intervento provvidenziale dell'ex portiere del Casteldaccia. Maranzano, Russo, Anselmo e poi lo chiude D'Amico, non c'era il fallo, ma dice di sì il direttore di gara. Due uomini sul punto di battuta. Pronti Liga. E da lì. Da lì in mezzo allontana D'Amico. Poi Scrozzo libera per Butera che la tiene in campo. Se allunga anche bene. C'è De Luca tutto solo. Butera l'ha visto. Servito. De Luca. Anticipato da Insenna. È stato bravo qui l'estremo difensore del CUS. Poi Scardina. E fallo di Moncada. Subito la vuole battere Scrozzo. Va Anselmo col destro, forse troppo su Insenna, che però la manca. E allora De Luca. Buona la giocata per Longo, ma la palla sul fondo. Adesso sembra averne di più il Partinico Audace. Almeno per provarci. Plus che viene già da un pareggio in casa contro il Casteltermini. Nel frattempo mister Zappavigna ha pronto un altro cambio. È il momento di Tripoli. A quanto pare è stato richiamato in panchina Moncada. Si capisce cosa sta succedendo nel CUS. Sì, Moncada è entrato qualche minuto fa, è già stato sostituito. Quindi entra Lauti, sembra lui.
Anche il momento di Cristian Longo per il Partinico Audace. Vediamo chi esce invece. Scardina. È solito fare questo tipo di sostituzioni, mister Abenante, togliendo un under e ne mette un altro. È chiaro che adesso è Maranzano a prendersi la corsia di destra, anche se è di piede mancino, ma può essere una soluzione a rientrare. Rinvio lungo. D'Amico di testa. Mamma mia, fallo. Dato giù da lì. Occhio, Riccardo. Da lì. Deve intervenire Anselmo. Chiude. Ancora il 20 del Cus. Palla al limite. Viscuso. E poi la fa uscire Longo questa palla. Grande intervento di Salvatore Scrozzo. Regolare. Lancio verso Butera. Chiude Cincotta. Vinci di testa. Chiude, rimessa laterale Partinico Audace. Batte Maranzano, abituato a batterle entrambe le rimesse in assenza di Cusumano, come in questo caso. Parte Maranzano con le mani, cercato da Amico, la palla arriva verso Butera. Vogliono rigore quelli del Partinico Audace, ma il direttore di gara è convinto di quello che ha visto, ovvero rimessa dal fondo. Parte in Senna. Cercato Lavardera, sfida Viscuso. Lavardera va sul fondo, in mezzo, Scrozzo e subisce fallo. Si salva il Partinico Audace. Ha rischiato tantissimo qui la squadra di Abenante. Problemi alla caviglia per Scrozzo che zoppica un po'. Cascione, Anselmo. Non riuscito a tenerlo in campo Longo. Batte la rimessa Cincotta. Colpo di testa di Longo. Non la tiene. Lotta. Poi Scrozzo lontana. Fallo. Calcio di punizione in favore del Partinico Audace. Pronto Viscuso. 8 più recupero alla fine. Va a lottare De Luca. Vediamo se la rimessa è sua. No, del Cus. La partita sembra avvicinarsi al risultato dell'andata, vi ho detto già a più riprese, che è terminata a reti bianche al centro sportivo Palermo universitario, chiaramente. Detto Viscuso 2 volte con la testa, poi fallo ai suoi danni. Questo un po' falloso.
Confronto acceso tra Dalì e Viscuso. D'Amico, Anselmo, altro fallo, il Cus adesso si sta passando la partita a fare falli. Pronto Scrozzo. Sembra andare alla soluzione lunga, a cercare la testa di D'Amico. Buona la sponda, De Luca ha provato anche lui a metterla in mezzo per Butera. Viscuso anticipa bene di testa. Poi Russo, giocata per la Vardera. E qui Maranzano è chiamata all'impresa, ma Viscuso viene a ripulire questo pallone. Sembrava impossibile, anche Anselmo, molto bravo, si difende con le unghie e con i denti il Partini Caudace. Poi Filì la gioca quasi per l'arbitro, Longo si sacrifica, D'Amico lascia correre il direttore di gara. Quante situazioni dubbie, poi fallo di De Luca. Situazioni al limite da una parte e dall'altra. Dai ragazzi, dai! Oh! Entrambe le squadre hanno avuto le loro situazioni, soprattutto in questo secondo tempo. Qualcosa Partini Caudace l'ha fatta per segnare. È stato molto bravo in senna, soprattutto nelle uscite. Scrozzo, lotta con Russo. Poi D'Amico fa ripartire l'azione. Verticalizza verso Butera, altro fallo, ormai è un continuo distruggere il gioco. E il Cus adesso spazza pure la palla. Tutto allo scopo di rallentare. Altra punizione, sempre incaricato Scrozzo. Scrozzo, cercare D'Amico. De Luca. Maranzano. Fa le sei danni. Pure sulla porta l'ha mandato, ma il direttore di gara lascia correre tutta la tribuna in piedi. Non riesce a commettere fallo Longo e allora da lì contropiede Cus. Ci mette il piede Filì, ma non abbastanza. Palla che finisce sul fondo, ma c'era fallo su Maranzano. Cascione a cercare Maranzano. De Luca non ci arriva. D'Amico di testa. De Luca col petto, prova ad andare. La palla arriva a Maranzana. Anselmo. Butera. Una finta. Ancora Butera. De Luca prova col tacco. Fermato, ha preso una botta. Viscuso. Scrozzo. La regala al Cus. Russo. Palla allargata da lì. Finta del 20. Tiro col destro. Blocca Cascione. Cascione. Prova a controllarla Longo. In qualche modo la palla arriva a Butera, che torna indietro. C'era Maranzano sulla destra. Cercate ancora Longo. C'era Maranzano solo sulla destra. Anselmo. Longo. Filì. Altra ripartenza Cus. Maranzano di testa. Ancora da lì, sempre Maranzano, spintonato.
Vinci. La Vardera sbaglia il controllo. E allora Maranzano con le mani a cercare De Luca. Prova ad andare via da là. Alla meglio il 5. Fili, Maranzano. Adeola col tacco. Poi Longo. Liga. La Vardera. Apre tutto. Dove c'è Russo ma la palla esce. Minuto 89. Poi sarà recupero. Scrozzo. Va su a cercare Butera. Chiude Carollo. Poi non con un po' di fatica Cincotta. Anticipato Butera. La tiene in avanti Longo. Commette fallo Butera. Quindi si deve difendere. Il Partinico c'è questa punizione. D'Amico, più largo, D'Amico! Il rinvio di Carollo. Deve chiudere Scrozzo. Marcare stretto Russo. Alla meglio. L'ex Messina. Ancora Scrozzo. Rinvia male stavolta. Arriva Cincotta. Tiro rimpallato. Longo. Cosa ha fischiato il direttore di gara? Punizione, no? Forse l'ha presa l'arbitro, non si capisce. Si capisce. D'Amico che restituisce al Cus. Non si è ben capita questa situazione. Tanto per apprestare il Partinico audace. Il Cus manovra da lì per andare all'1 contro 1 con Maranzano. Rientra il 20, bella la finta. Va via Maranzano. Il cross sul secondo palo. Colpo di testa. La tiene fuori dalla porta Casciane. Altro rinvio. Un po' così così. Ci ha provato De Luca. Forse ce la fa alle danni di Longo, ma lascia correre il direttore di gara. Russo. Liga. Tiro da fuori. Travessa. E poi Scrozzo. L'occasione più importante di questo secondo tempo l'ha avuta il Cus Palermo con questa traversa colpita dal numero 7. Scrozzo con le mani. Longo. Cercato Butera anticipato. Anselmo. Spara lontano. È facile. Per Insenna. Chiude Scrozzo. Rimessa Cus. Che chiude in avanti. Longo guadagna rimessa e Partinico audace. Cercato De Luca di testa. Botta subito a Butera. La rimessa di chi è? Del Partinico audace. Se la vuole battere De Luca. D'Amico prolunga. Servito De Luca. Gira il 9, la gioca al limite per Cristian Longo, prova a passare in mezzo al traffico, riparte il Cus Palermo con Castignola, fallo del 2005 del Partinico audace. Russo, Castignola nel vuoto, lascia passare Fili,
Cascione, la gioca Viscuso, Scrozzo, ancora per una speranza, De Luca non riesce a prenderla di testa, poi D'Amico non chiude e quindi altra opportunità per i Cossini con Russo che punta Scrozzo, va al cross, cercare la Vardera, libera Maranzano, arriva Liga, ancora Russo, forse fuori gioco, non per il guardalinee, va via bene Russo, calcia, blocca Cascione. Triplice fischio del direttore di gara, 0-0. Ancora una volta, come l'andata tra Partini Audace e Cus, seconda partita consecutiva senza segnare per i neroverdi. Non era mai successo nell'era Benante. Grazie a tutti per aver seguito questo match e quindi vi invito a seguirci per la prossima.